Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Selargius. Tra poco in campo San Salvatore e Tecmar Crema, appuntamento importante per il campionato di Serie A2 di basket femminile. Manca davvero poco più di un quarto d'ora al via. Alle nostre spalle si stanno scaldando le due compagini. Al mio fianco c'è Luciano Denti, dirigente della Tecmar Crema, e Pat Marcello, assistente di Fabrizio Staico del San Salvatore Selargius. Comincio per dovere di ospitalità da Luciano Denti. Una partita importante per voi, venite da una bella prestazione contro Pordenone, insomma c'è la voglia di continuare questa serie positiva? Sicuramente c'è la voglia di continuare questa striscia positiva iniziata un paio di turni fa. Giochiamo contro una squadra che è vicino a noi in classifica, dunque sarà un vero e proprio spareggio. Tra poco andremo ovviamente a presentare le due squadre. A Pat Marcello chiedo insomma che settimana è stata dopo la pesante sconfitta di Vicenza, che ci poteva stare per quanto riguarda il pronostico, però insomma la prestazione non può avervi soddisfatto. È stata una settimana molto intensa, una settimana dove tutti noi ci dobbiamo mettere la coscienza a posto, sapere che questa è comunque una partita molto importante per noi, ce l'abbiamo in casa, anche se sappiamo comunque Crema è una bella squadra e dobbiamo giocare veramente bene in difesa soprattutto. Cosa non ha funzionato in particolare a Vicenza? Un po' tutto, la difesa e l'attacco, avevamo molto paura. Sappiamo che Vicenza comunque è una squadra, una delle più forti per vincere il campionato, però noi dovevamo entrare lì concentrate senza aver paura, perché non avevamo proprio niente da perdere noi. Siamo una squadra molto giovane che durante la settimana comunque lavora duramente e oggi ho una buona sensazione. Allora, ringrazio i miei ospiti, gli auguro ovviamente una buona partita, in bocca al lupo, ci rivedremo chiaramente dopo per i commenti, li lascio al riscaldamento delle loro ragazze. Io lascio per un attimo la telecamera di Andrea Farris che vi porterà insomma sul campo, e tra pochissimo saremo in diretta per la telecronaca della sfida tra San Salvatore Selargius e Tecmar Crema. Tra poco. 10 minuti alla palla 2 della sfida tra San Salvatore Selargius e Tecmar Crema. Siamo in diretta su direttasport.it e sardegnasport.com. Saluto anche a quelli che ci seguono da Crema e dintorni, insomma dalla Lombardia, ma direi da insomma un po' tutta Italia sui loro PC, smartphone e altri dispositivi. Appuntamento in diretta con il campionato di Serie A2 di basket femminile, una partita che serve, come abbiamo detto nel pre-gara, assieme a Luciano Denti, dirigente della Tecmar Crema, e a Pat Marcello, l'allenatrice in seconda del San Salvatore. È una partita che serve a entrambe per continuare un campionato positivo. Il San Salvatore deve riscattare la pesantissima sconfitta di Vicenza, 62-32 il punteggio in terra berica per il San Salvatore, una sconfitta delle giallonere che ha interrotto la serie di 4 vittorie consecutive e che aveva insomma portato in orbita il San Salvatore. La vittoria invece della Tecmar Crema contro Pordenone ha dato tanti segnali positivi, oltre ai 2 punti alla squadra di coach Visconti, che ha appaiato proprio il San Salvatore a quota 8 punti in classifica. San Salvatore che dovrà ritrovare il rendimento di una giocatrice importante come Giulia Ridolfi, la numero 13 che vedete adesso vicina alle nostre telecamere, che settimana scorsa ha giocato pochi minuti e ha avuto un rendimento molto al di sotto di quello che è il suo livello. In casa di Vicenza aveva fatto tanto bene Anna Ljubenovic, mentre sicuramente tutte le altre giocatrici avevano avuto diversi problemi sotto vari punti di vista. La notizia è però che proprio Anna Ljubenovic non fa parte del roster a disposizione oggi di Staico, e questa è una difficoltà enorme per le sarde. Anna Ljubenovic che sta viaggiando su cifre, su medie davvero spaventose, e oggi senza la sua giocatrice principale il San Salvatore farà davvero fatica per portare a casa i 2 punti. Non c'è nella Tecmar Crema anche quella Federica Iannucci, che ha divorziato dal club lombardo, era una delle giocatrici di punta per coach Visconti, e c'è stato dunque il divorzio con la giocatrice che aveva già in tempi non sospetti manifestato l'intenzione di andare via. Alla fine la società l'ha accontentata, non senza disappunto, ma insomma Iannucci non fa più parte del roster di coach Luca Visconti. Gli arbitri saranno Belprato
e Ferrara, arbitri dunque entrambi donna per questa sfida. San Salvatore che giocherà con il completo giallo inserti neri, mentre Crema col classico completo bianco-blu. Abbiamo detto dunque l'assenza di Ana Ljubenovic che ha trascinato letteralmente il San Salvatore nella prima parte di stagione. Chiederemo dopo a coach Fabrizio Staico il perché di questa defezione. È una defezione che sicuramente fa rumore, che salta all'occhio, ed è un'assenza che dovrà responsabilizzare le altre giocatrici, perché in particolare Giulia Ridolfi e Giorgia Manfrè dovranno sicuramente sopperire all'assenza della importante elemento giallo-nero. Tanto si chiederà anche a giocatrici come Michela Lacorte, come Ada De Pasquale, la numero 5 classe 95, ma giocatrice di già tanta esperienza, di grande energia, insomma una giocatrice che ha già dall'anno scorso dimostrato di poter stare come in questo campionato e magari anche ad un livello più alto. Andiamo a snocciolare i due roster, poi vedremo chiaramente anche le scelte per quanto riguarda i quintetti, con San Salvatore che porta a referto Ada De Pasquale, Anna Lussu, il capitano, assieme a Francesca Mura, Giulia Febbo, Michela Lacorte, Laura Palmas, Giulia Ridolfi, Martina Corda, Giorgia Manfrè, Silvia Masa, lei Giuditta Cavallini. La Tecmar Crema di coach Visconti in campo con Camilla Conti, Cecilia Zagni, Alice Mandelli, Ieva Weinberga, Paola Caccialanza, Francesca Parmesani, Gilda Cerri, Alice Donzelli, Norma Rizzi e Giulia Bona. Tra poco chiaramente scopriremo i quintetti, mancano 5 minuti alla palla a 2, una Tecmar Crema che ha cambiato passo nell'ultimo periodo. La vittoria contro Pordenone è stata davvero preziosa, una partita che Crema è riuscita a svoltare soprattutto nel secondo tempo, riuscendo a mettere un po' le viti difensive sicuramente più strette e chiudendo un po' il varco della propria difesa alle friulane, che sono tra le sorprese di questo girone A del campionato di Serie A2. Campionato di Serie A2 che vede chiaramente Broni come corazzata, Broni che abbiamo commentato in diretta su Directa Sport e Sardegna Sport poche settimane fa in casa della Virtus Cagliari, quindi qua in terra sarda. Broni che aveva sofferto non poco in casa della Cenerentola, della fanalina di coda bianco-blu cagliaritana, ma insomma Broni che continua la sua marcia. Altre squadre importanti di questo campionato, lo sapete, sono la formazione milanese del Sanga, targato Ponte Casadaste, squadra che ha battuto al debutto proprio il San Salvatore in una partita che il San Salvatore poteva ampiamente portare a casa in terra meneghina, e chiaramente anche la Velco Vicenza che ha battuto nettamente una settimana fa il San Salvatore 62-32 in una partita che era un po' quella tra le due outsider di questa prima parte di stagione. Uno sguardo anche al calendario che per quanto riguarda Crema metterà adesso davanti diverse difficoltà, perché dopo la trasferta a Selargina per Crema ci sarà la trasferta proprio in casa di Vicenza, quindi ospiterà Broni, quindi calendario molto complicato, e allora si andrà poi in casa di Bolzano. San Salvatore che invece ospita oggi chiaramente Crema, e poi settimana prossima andrà proprio in casa di Broni, quindi davvero in salita adesso il cammino per il San Salvatore, ma si sapeva perché l'avvio di campionato era stato abbastanza morbido e comunque il San Salvatore ha approfittato di questa strada in leggera discesa per mettere in cascina ben 8 punti che saranno sicuramente preziosi in ottica salvezza. Dopo la sfida contro Broni, appunto in trasferta, arriverà qui il Fassi Albino, sarà una sfida da non sbagliare perché contro una rivale diretta per la salvezza, e poi ancora qui a Selargius in via Vienna contro Pordenone. Insomma, questo è un po' il pre-partita della sfida tra San Salvatore e Crema. Ricordiamo che siamo in diretta streaming su directasport.it e sardegnasport.com. Su sardegnasport.com potete trovare chiaramente tutte le informazioni relative allo sport sardo e non solo, tutte le informazioni in questo momento sul match appena terminato del Cagliari Primavera, che ha vinto la 8ª sfida su 9 partite di campionato, un pareggio
soltanto in casa dell'Atalanta. Tutti gli approfondimenti, le interviste e il racconto della partita per quanto riguarda Udinese Cagliari Primavera, ma poi tra poco le parole anche del presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara per rimanere al basket, quindi il momento caldo, nero della Dinamo Sassari. Parlerà il presidente, ci saranno sicuramente grosse novità, e poi il derby di Serie D tra Lanusei e Budoni che sta iniziando alle ore 15, e poi tutto il weekend fino alla gran chiusura di lunedì con Cagliari, Ascoli e Dinamo Pesaro in contemporanea. Davvero c'è tanto lavoro per la nostra redazione, ma anche tanti contenuti da offrirvi in queste ore, dove davvero rimanere incollati ai vostri PC, smartphone e tablet. 1 minuto e mezzo alla palla 2 qui a Selargius, tra poco si parte. San Salvatore contro Tekmar Crema, ultimi capannelli davanti alle due panchine. San Salvatore senza Anja Ljubenovic contro una Tekmar Crema ovviamente appoggiata su Weinberga e su Caccialanza, le due giocatrici principali in casa San Salvatore. C'è sicuramente tanta tensione, tanta voglia di non sbagliare, si sa che l'impegno è difficile, allora si cerca di curare il minimo dettaglio. Abbiamo visto Pat Marcello con Giulia Ridolfi, insomma Giulia Ridolfi deve riscattare la brutta prestazione di una settimana fa. Vedremo la prestazione della numero 13 e chiaramente Giorgia Manfrè, Ada De Pasquale a trainare il gruppo. Tra pochissimo si parte, noi ci prendiamo solo una piccolissima pausa e poi saremo ovviamente in diretta per raccontarvi tutto sin dalla palla 2. A tra pochissimo. E allora si parte, eccoli i quintetti, il quintetto scelto da Fabrizio Staico con Ada De Pasquale numero 5, Anna Lussu numero 6, Giorgia Manfrè numero 15, Giulia Ridolfi numero 13, Michela Laccorte col numero 10. Michela Laccorte che oggi sfoggia anche una capigliatura di colore rosso, quindi novità di giornata per lei. Questo dunque il quintetto scelto da Fabrizio Staico, che deve ovviare all'assenza di Anja Ljubenovic. Crema che invece... Andiamo a vedere il quintetto scelto da Luca Visconti, che manda in campo col numero 13 Gilda Cerri, col numero 17 Norma Rizzi, col numero 6 scusate, Cecilia Zagni, e quindi col numero 10 Jena Weinberga. Attenzione subito alla conclusione di Weinberga, poi c'è la lotta a rimbalzo che premia proprio Cecilia Zagni, il tap-in per il 2-0 Crema in avvio. Anna Lussu a impostare la prima azione offensiva del San Salvatore, ricezione in punta per Manfrè, esce fuori dai blocchi Ada De Pasquale, la tripla a segno, la tripla di Ada De Pasquale, 3-2, subito sorpasso, subito calda Ada De Pasquale, con adesso la risposta affidata a Norma Rizzi, una delle giocatrici chiaramente di punta per Crema. Sale a portare il blocco Paola Caccialanza, poi la conclusione di Jena Weinberga, infrazione di passi, palla recuperata dal San Salvatore, 9-17 per chiudere questo primo periodo, 3-2 San Salvatore. Sempre Anna Lussu con la sua regia va a spostarsi sul lato sinistro, fronteggiata da Paola Caccialanza. Adesso in punta ancora Manfrè e Ridolfi, la ricezione ancora fuori dai blocchi per De Pasquale che vuole ragionare, sale sulla post alto Manfrè, va a destreggiarsi, il fallo ai danni di Giorgia Manfrè, subito a provare a mettere pressione dentro il pitturato. 2 liberi per Giorgia Manfrè, sicuramente una delle giocatrici più importanti per Fabrizio Staico. 8:59 alla fine di questo primo periodo, a segno il primo tentativo di Giorgia Manfrè e va a segno anche il secondo. 2-2 per lei, 5-2 il punteggio. Veramente il nostro saluto va anche a chi ci sta seguendo in streaming da Crema e dintorni, appuntamento in diretta su direttasport.it. Caccialanza dentro il raddoppio di Manfrè su Lussu, ancora Lussu contro la numero 17, si butta dentro Caccialanza, grande penetrazione, appoggia al vetro, subisce il fallo. Si trattava di Norma Rizzi, non di Paola Caccialanza, chiediamo scusa. Saranno 2 liberi per la numero 17 della Tekmar. Con l'aiuto anche del Ferro, a segno il primo libero di Norma Rizzi che fa 2-2. Ottimo avvio per gli attacchi in questa primissima parte di partita, 1 minuto e 20 trascorso, attacchi praticamente
immacolati, a parte l'infrazione di passi precedente dell'attacco. Riceve Manfred molto bene, grande esecuzione dell'attacco Selargino e va a firmare il +3. Giorgia Manfred, 4 punti per lei in questa primissima parte di partita. Norma Rizzi ad andare da Zagni, palla dentro, ricezione perfetta, profonda di Zagni, va ad appoggiare il suo lay-up, difficile questo canestro. 7-6, ancora la corte, si chiude in un vicolo cieco, poi riesce a scaricare per Manfred, l'extra pass per Ridolfi, sbaglia la tripla, rimbalzone di Ada De Pasquale, triplicata, poi Ada De Pasquale esce alla grande energia adesso da parte delle due squadre sui due lati del campo. La corte è ancora contro Zagni, si butta dentro la corte, appoggia al vetro, gran canestro di Michela Lacorte. 9-6, davvero stiamo vedendo davvero un ottimo basket in questi primi 2 minuti e 15 di partita, 7:44 alla fine. Adesso la rimessa affidata a Paola Caccialanza, che va a impostare questo attacco. C'è Weinberga che è pronta a ricevere contro Ridolfi, dal palleggio Weinberga, Ridolfi difende bene, la induce a ritornare sui suoi passi, poi Weinberga riesce a continuare la sua azione. Gioco a 2 perfetto con Gilda Cerri, gioco davvero ottimale tra i due lunghi di coach Visconti, e 9-8. Devo dire che gli attacchi stanno eseguendo molto bene, le difese in questo momento ci stanno capendo abbastanza poco. Ora c'è Weinberga che legge la penetrazione sulla linea di fondo di Ada De Pasquale, va a interrompere questa azione, lascia 12 secondi all'attacco del San Salvatore. Manfred a ricevere dalla rimessa di De Pasquale, poi la corte contro Cerri, la corte va dentro da Manfred, una palla molto difficile che infatti Cerri riesce a recuperare. Caccialanza dentro per Zagni che va a segno e va a sorpassare. 10-9 Crema, il gioco testa chiamato da Michela Lacorte contro Weinberga. In punta c'è Manfred, ricezione profonda cercata da Ridolfi, la palla è per De Pasquale che però non può ricevere in un equilibrio abbastanza precario. Palla recuperata dalla Tecmar, 6:45 alla fine di questo primo periodo. Cerri dentro per Zagni, anticipata dalla difesa da De Pasquale, controlla Ridolfi, 4 contro 2 dell'attacco Selargino, rientra però bene la Tecmar, la corte ha la tripla, è storta e sbagliata, il rimbalzo di Caccialanza, e allora si va ancora, adesso ritmi che sono davvero elevati. La corte contro Norma Rizzi, il fallo di Michela Lacorte, saranno 2 liberi, dovrebbero essere per Norma Rizzi. Molto attiva Norma Rizzi in questa prima parte di partita, mancano 6 minuti e 20 secondi alla fine di questo primo quarto. Assegno 2 su 2 in precedenza, vediamo adesso cosa combinerà la numero 17. Sbaglia il secondo, il rimbalzo conteso da Manfred e Zagni, glotta davvero furibonda, premia il San Salvatore. Anna Lussu con una delle sue scorribande chiude bene la difesa, che conosce la qualità e la velocità della numero 6 Selargina. Poi c'è una palla molto difficile di Manfred per Ridolfi, che infatti viene fermata. Weinberga scarica nell'angolo per Caccialanza che va a prendere il centro dell'area, poi pasticcia la lotta tra Lussu, Caccialanza e Manfred, chiede un fallo Caccialanza, 8 secondi. Weinberga da 3, sbaglia il rimbalzo, e di Zagni ancora da appoggiare al vetro, sbaglia il rimbalzo di Ridolfi. Duello tra le due numero 13, Ridolfi e Cerri. Attenzione a De Pasquale che prova a buttarsi dentro, scarico per Lussu, extra pass dalla media, Manfred a segno. 11 pari, ritmi forsennati in questi primi 5 minuti di partita, davvero non c'è un attimo di pausa e gli attacchi continuano a perforare con buona costanza le due difese. Attenzione alla tripla nell'angolo, è lunga da parte di Caccialanza, il rimbalzo toccato ma non controllato da Weinberga. Anna Lussu a buttarsi ancora verso la difesa, decide di ragionare, esce De Pasquale. Poi sulla linea del tiro libero la ricezione per la corte, dalla media Ridolfi, gran piazzato di Giulia Ridolfi che vuole sbloccarsi. 13-11 San Salvatore, botta risposta tra le due squadre. Stiamo assistendo in questo primo periodo a una partita davvero gradevole. Adesso Weinberga contro Ridolfi, ricezione in punta un po' pasticciata per Caccialanza, perde qualche istante nel controllare e poi
c'è Rizzi che sbaglia l'arresto uscendo dai blocchi. Allora il San Salvatore ha la possibilità di provare un mini allungo. Analusso va dalla corte, c'è Manfrè che ha posizione in post medio, ma la corte si butta dentro e va in acrobazia ad appoggiare al vetro il 15° punto Selargino. 15-11 San Salvatore, 4-18 per chiudere questo primo periodo. La ricezione in punta di Cerri, dentro per Weinberga, grande azione della Tecmar, l'errore di Weinberga, il rimbalzo di Gilda Cerri che trema per un attimo con mezzo giro del pallone sull'anello, ma alla fine la palla va dentro per il 15-13. Manfrè si prende una tripla completamente fuori ritmo, è una mattonata che non vede minimamente il ferro. Scelta discutibile qui da parte della numero 15 che ha deciso di scagliare questa palla verso il canestro non vedendo sbocchi nella manovra giallonera. L'azione adesso di Norma Rizzi, il blocco portato da Cerri, poi Caccialanza, la tripla con 7 secondi sul cronometro, l'errore. La palla è del San Salvatore, c'è il cambio con coach Visconti che manda in campo Giulia Bona e Alice Mandelli, toglie dal campo Cerri e Zagni, doppio cambio. C'è anche time out in campo sul 15-13 San Salvatore, 3:35 per chiudere questo primo quarto. Si torna in campo con la palla nelle mani del San Salvatore. Attenzione ad Anna Lussu che qua rischia grosso, perde per un attimo la palla che però rimane ancora al San Salvatore. La corte ancora per Anna Lussu, deve ricominciare la squadra giallonera. Da De Pasquale riceve in punta contro Caccialanza, attenzione a 3 secondi, non è iniziato niente, si prende una tripla forzata al San Salvatore, rimbalzo prezioso di Anna Lussu che sbuca dal nulla, recupera questa palla, permette al San Salvatore di attaccare ancora con 24 secondi, attacca stavolta con energia Ada De Pasquale, si prende il fallo Ada De Pasquale e il secondo fallo di squadra per la Tecmar. 2 ne ha commessi anche il San Salvatore. 15-13 il punteggio in favore delle sarde, palla in mano con 14 secondi per concludere questa azione d'attacco. Ridolfi si gira, pasticcia un po', chiede il fallo. La corte, ancora il blocco portato da Ridolfi, 3 secondi, il San Salvatore, la corte si butta dentro, appoggia e poi il tap-in di Manfrè. 17-13, tutta energia questo attacco del San Salvatore che prova davvero ad applicarsi contro tutto e contro tutti. Non può nulla però contro una Norma Rizzi che sta giocando davvero una grande partita. Appoggia al vetro il 15° punto della Tecmar. 17-15, è pronta adesso sul cubo del cambio anche Camilla Conti per la Tecmar. De Pasquale fuori per la corte contro Mandelli, ancora la corte, il blocco portato da Ridolfi, va a destra la corte, scarica per Manfrè dai 6 metri, è corto il suo tiro, il rimbalzone di Giulia Bona e poi attenzione alla transizione dall'angolo, va a Caccialanza, dentro o fuori la sua tripla, il rimbalzo di Manfrè. De Pasquale a giocare di tocco con Lusso, attenzione ancora a questo contropiede, ritmi davvero incredibili, poi sulla linea di fondo De Pasquale, fallo netto di sfondamento di Ada De Pasquale. Contatto durissimo tra Ada De Pasquale e Paola Caccialanza, lo sfondamento è netto da parte della numero 5 di casa, mentre è entrata in campo Camilla Conti. Un po' di riposo per Norma Rizzi, attenzione a Weinberga, ricezione va ad attaccare dal palleggio Ridolfi, poi scarica fuori per Giulia Bona, non è certamente il suo pane questa partenza dal palleggio, infatti si schianta contro la difesa Giulia Bona, attenzione perché c'è superiorità per il San Salvatore. Ridolfi pensa alla tripla, poi esita e infatti arriva il furto. Ridolfi adesso deve rientrare, un po' di confusione adesso, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo davvero gli sprint di questo primo quarto. La corte a rubare palla, adesso è una vera e propria corrida, la corte sotto canestro, perde palla, lotta furibonda, palla ancora del San Salvatore, 18 secondi per chiudere l'attacco del San Salvatore. Direi che i due allenatori vogliono un attimino mettere ordine perché negli ultimi 2 minuti abbiamo assistito a tanto caos. 17-15 San Salvatore, 1 minuto e 13 alla fine del primo quarto, noi ci fermiamo ancora per qualche istante.
Si torna in campo col 19-15 messo a segno dal San Salvatore. La palla adesso gestita da Weinberg, un po' in ombra in questo inizio Weinberg. Il fallo di Manfred, non è assolutamente d'accordo Manfred con questo fischio. 2 liberi per Weinberg che vuole mettersi in partita. Per il momento la difesa ha controllato abbastanza bene la numero 10, chiaramente Spauracchio alla vigilia. Weinberg che si è esibita comunque in alcune partenze dal palleggio e servizi per le compagne, in particolare poco fa per Cerri, davvero da applausi. 1 su 2 ai liberi per Weinberg, non perfetta neanche in questa circostanza. Ultimi 45 secondi del primo periodo, 19-16 il vantaggio del San Salvatore. Ridolfi fuori per la corte, la tripla piazzata è buona ma è corta. Ridolfi aveva già pensato a rientrare in difesa, non ha visto che la palla gli stava praticamente cadendo tra le mani e arriva dunque solo la rimessa per il San Salvatore con altri 14 secondi. Manfred, la palla gestita dalla corte. L'azione adesso per Ada De Pasquale, prova ad aprirsi Ridolfi, non riceve. Ada De Pasquale vuole mettersi in proprio, scarica per Manfred che dalla media, dall'angolo tira troppo lungo. Allora la palla controllata da Mandelli che va ancora a gestire questo possesso contro Analusu, si butta dentro. Analusu difende molto bene, costringe la numero 5 della Tekmar a una difesa complicata. Manfred a segno col piazzato a 3 secondi dalla fine, non c'è tempo probabilmente per la preghiera, infatti Norma Rizzi muore con la palla in mano. Si va al primo mini intervallo con la San Salvatore Serargius avanti 21-16 dopo un primo quarto davvero intenso e molto divertente. A tra poco. Secondo quarto che comincia adesso dal 21-16. San Salvatore, rimessa affidata a Michela Lacorte. I quintetti di questo inizio di secondo periodo. San Salvatore con Analusu adesso in possesso della palla, quindi Manfred, Lacorte, l'ingresso di Giuditta Cavallini con Ada De Pasquale, risponde la Tekmar con Alice Mandelli, Camilla Conti, Iena Weinberg, Giulia Bona e Paola Caccialanza. Il fallo in attacco della San Salvatore. Dunque Staiko vuole chiaramente dare un po' di riposo alle sue ragazze, lascia fuori adesso Giulia Ridolfi che viene, l'abbiamo detto, da un paio di prestazioni non certo esaltanti e il primo periodo non è stato, direi, super positivo per la numero 13 che comunque ha segnato 2 punti. Weinberg riceve da sotto, sbaglia un appoggio non impossibile anche se la difesa le ha messo comunque la giusta pressione. Analusu a buttarsi dentro, Weinberg accenna un intervento che poi rimane leggermente abortito. Allora San Salvatore che può attaccare. Ada De Pasquale si arresta dalla linea del tiro libero, sbaglia il rimbalzo controllato dalla numero 7 Alice Mandelli e poi arriva la palla persa. Si arrabbia la panchina del San Salvatore, della Tekmar Crema, per questa palla persa. Polveri bagnate in questo avvio di secondo periodo. Analusu contro Camilla Conti. Analusu che va a isolarsi. Giuditta Cavallini adesso esce dai blocchi in punta ancora contro Mandelli. Lo scarico per il ribaltamento per Lacorte contro Mandelli. Lacorte fuori per Cavallini. Un secondo, deve tirare sulla sirena. Palla buttata per aria. Attacco molto farraginoso. Attenzione a questa iniziativa subito in velocità di Camilla Conti che cercava il passaggio schiacciato per terra per Weinberg. L'intervento con il piede di Cavallini lascia 19 secondi alla Tekmar. Weinberg, grande esecuzione della numero 10 cremasca, è 21-18. Stavolta Weinberg ha dato saggio delle sue qualità e ha messo dentro un gran canestro contro Manfred. Attenzione a Analusu, il suo tentativo dalla distanza è sbagliato, il rimbalzo controllato prima da Mandelli e poi da Camilla Conti contro Analusu. Camilla Conti che viene indotta ad andare a destra, poi si ferma, riceve fuori dall'area Mandelli, la tripla che è lunga, il rimbalzo controllato da De Pasquale. La corte ancora da Ada De Pasquale che va a prendersi questa tripla che va a segno, ma il gioco era fermo, c'era stato il fallo
in post basso su Giorgia Manfrè. Cambio ordinato da coach Visconti, ritorna in campo Gilda Cerri e entra in campo anche Francesca Parmesani, riposo per Giulia Bona e Alice Mandelli. E dunque debutto nel match per la numero 12 Francesca Parmesani, mentre ritorna una Gilda Cerri che nella prima parte di partita aveva davvero fatto molto bene. Riceve dalla rimessa uscendo dai blocchi Ada De Pasquale, la palla in post basso per Manfrè, gira, danza sul perno, poi però colpisce il palo alzando questa parabola, conclusione complicata per lei. Chiede scusa alle sue compagne per questo errore, ha cercato davvero il gran canestro qua Giorgia Manfrè, che si è girata per 2 volte sul perno. In caso di canestro sarebbe stata davvero una prodezza, ma insomma era molto complicata. Manfrè che chiede scusa anche al coach Staiko, e adesso è Caccialanza a gestire questa palla, esce dai blocchi Weinberga, esce poi a sua volta anche Cerri, Parmesani nel lato destro sul perimetro, esce Camilla Conti, circolazione perimetrale della Tecmar per trovare la tripla di Paola Caccialanza. Questo è un canestro davvero frutto di una grande esecuzione corale dell'attacco ed vale il pareggio. 21 pari a 7:20 dall'intervallo lungo. Michela Laccorte contro Weinberga, Anna Lussu, la palla ricevuta da Manfrè, azione similare a quelle che abbiamo visto in precedenza. Stavolta Manfrè non riesce neanche a pensare alla conclusione perché finisce per le terre. Dall'altra parte Cerri, il passaggio per Parmesani, lo scarico fuori per Weinberga contro Manfrè, si butta dentro Weinberga, gran canestro di Weinberga, costringe al time out Fabrizio Staiko. Momento molto positivo per la Tecmar che sorpassa sul 23-21 a 7 minuti esatti dalla fine del primo tempo. Pausa per noi. Di nuovo in diretta su directasport.it e sardegnasport.com per tutti gli appassionati del basket che ci seguono davvero da tutta Italia. Un match molto tirato come era nelle previsioni. Tecmar Crema che ha sorpassato sul 23-21, ottimo secondo periodo per il momento per la squadra di Visconti. Siamo in uscita dal time out chiesto da Fabrizio Staiko, il coach del San Salvatore, che adesso ha visto un po' di confusione nelle sue ragazze e ha voluto parlarci su. Adesso il quintetto rimane per il San Salvatore con Laccorte, Cavallini, De Pasquale, Lussu e Manfrè. Attenzione al tentativo pesante di Caccialanza, leader tecnica e carismatica di questa squadra. Come sapevamo, il cenno d'intesa adesso tra Caccialanza, Camilla Conti e Jeva Weinberga. Dopo questa conclusione sbagliata, ma insomma rimane in attacco la Tecmar, la palla gestita da Camilla Conti, fuori per Weinberga, prova ad attaccare al palleggio Cavallini, ancora Weinberga, gioco a 2 come precedenza per Cerri, forse c'è sfondamento, non è così secondo gli arbitri. Il canestro di Cerri, Ada De Pasquale va a lamentarsi esplicitamente con uno degli arbitri, non c'è però intervento falloso, allora mini allungo della Tecmar, 25-21 per le Lombarde. Manfrè dal palleggio contro Cerri, difesa durissima di Cerri, palla persa. Adesso il San Salvatore è in rottura prolungata, in attacco le idee sono davvero annebbiate, c'è bisogno soprattutto per provare a risalire la china della difesa, perché la Tecmar in questo momento sta sicuramente eseguendo molto bene, trova tanto spazio e ottime spaziature. Weinberga riceve sotto canestro, appoggia in acrobazia, sbaglia 3 volte, alla fine il rimbalzo è controllato solo per un attimo dal San Salvatore, l'ultimo tocco è giallo-nero e dunque c'è ancora il possesso cremasco. 13 secondi alla fine del possesso offensivo. Weinberga contro Anna Lussu, fuori per Parmesani, l'extra pass per Caccialanza, tripla di Caccialanza, a segno 28-21 a lungo. Tecmar a 5:25 dalla fine del primo tempo. Adesso il momento è complicatissimo per le sarde. Crema che in questo momento è padrona del campo. Weinberga mette le mani addosso a Cavallini che non riesce a venirne fuori. Il cambio di Visconti che manda in campo Cecilia Zagni per una Weinberga che non ha segnato tantissimo, sta chiaramente dando un grande contributo in attacco con la sua fisicità e la sua qualità. Anna Lussu riceve nell'angolo contro Conti, prova a venire dentro il campo, lo spazio glielo lascia De Pasquale, il ribaltamento di Laccorte per Manfrè da 3, corta ancora la tripla dalla distanza. Il San Salvatore non sta
avendo alcun dividendo, e il divario è di 7 punti con la palla in mano ancora per Parmesani, tripla aperta nell'angolo, fortunatamente per il San Salvatore è sbagliata. Analusso dentro contro Conti, si ferma Caccialanza, qui Analusso per miracolo non perde palla e non commette sfondamento. De Pasquale contro Cecilia Zagni, Analusso dentro per Manfrè, ruota sul perno, appoggia al vetro, sbaglia, chiedono il fallo dalla panchina selargina, non è così secondo gli arbitri, e qui forse ci poteva stare l'intervento. Caccialanza dall'altra parte, la ricezione di Zagni, il ribaltamento ancora per Parmesani, come in precedenza la tripla di Parmesani che fa esplodere la panchina di Crema, più 11 adesso, 32 Tecmar che allunga, scappa via, e adesso per il San Salvatore si fa durissima, ma era anche nelle previsioni. Senza una giocatrice come Anna Ljubenovic il peso offensivo davvero ricade tutto su Manfrè, e Stajko rimanda in campo una Giulia Ridolfi che ora deve cambiare passo, deve dare davvero qualcosa in più. L'ex giocatrice di Orvieto l'anno scorso in Serie A1 in questo momento vive un momento complicato, e Stajko l'ha lasciata a lungo in panchina in questo avvio di secondo periodo. 4 e 9 secondi alla fine del primo tempo. In campo per la Tecmar adesso c'è anche, assieme ad Alice Mandelli, Parmesani, Cerri, Zagni e Camilla Conti. Attenzione a quest'attacco di Lossu, ennesima palla persa dall'attacco selargino. Tecmar che adesso vuole punire ogni errore e vuole mettere tanto divario tra sé e il San Salvatore. La ricezione è complicata per Cerri, palla che viene mantenuta viva. Parmesani poco fa la sua tripla pesantissima, complicato questo attacco, attenzione però, Cerri riceve, ottima difesa del San Salvatore, muore con la palla in mano la Tecmar, scadono i 24 secondi, questa è una difesa che è importante per ridare un po' di ottimismo al San Salvatore. In precedenza il canestro è stato dato da 2 punti a Parmesani, il punteggio dice 31-21, quindi non come in precedenza avevo detto più 11. Correzione dunque dal tavolo, tripla di Ridolfi, lunga, era una tripla importante per Giulia Ridolfi che vuole assolutamente lasciare il segno. Attenzione perché in backdoor prova a sorprenderla Cecilia Zagni, la palla gestita da Conti, la ricezione per Mandelli contro la Corte, rischia l'infrazione di passi. Cerri riceve, appoggia al vetro, difficile, sbagliato. Ada De Pasquale è seguita da Mandelli, da 3 Analusso, ancora una volta corta, da 3 la formazione sarda sta sbagliando. Solo un canestro di Ada De Pasquale in apertura, poi una sfilza di errori, ma è anche inevitabile perché è difficile andare dentro dove Manfrè sta soffrendo tantissimo in questa partita. Tripla dall'angolo adesso di Mandelli, dorme a rimbalzo il San Salvatore, poi Mandelli arriva, banchetta nel pitturato e appoggia il più 12, 21 per il San Salvatore, 33 per la Tecmar. San Salvatore adesso davvero in grande difficoltà offensiva, e questi errori a rimbalzo sono un colpo di grazia per le ambizioni di rimonta selargine. Adesso c'è tanta scoramento nella panchina. Anna Lussu lascia il campo a Laura Palmas, mossa di Stajko. Anna Lussu che deve però aspettare chiaramente il fischio degli arbitri. Laura Palmas col numero 11 in campo, mentre Visconti risponde togliendo un'ottima fin qui Camilla Conti e inserendo di nuovo Norma Rizzi. A segno il primo tentativo dalla lunetta di Manfrè, a errore però invece col secondo tentativo 1 su 2 per Manfrè. Vediamo Laura Palmas adesso in difesa contro Alice Mandelli, compito non facile, si butta dentro Norma Rizzi, si prende il fallo di La Corte, fallo netto da parte della numero 10, è il terzo fallo di squadra per il San Salvatore e il secondo fallo di Michela La Corte, è il quarto scusate invece di squadra per le sarde, dunque a rischio bonus. 2 minuti netti alla fine di questo primo tempo, 33-22 il punteggio. Rizzi a trovare Parmesani, tanti minuti per lei entrando dalla panchina. Attenzione alla tripla presa da Cecilia Zagni, sbagliata, c'è però ancora il possesso della Tecmar che al ribalzo sta dominando. Parmesani contro
Ridolfi, il blocco portato da Cerri, il fallo di Giulia Ridolfi che cerca di arginare il blocco e arriva il fallo di Ridolfi. Primo fallo di Giulia Ridolfi. E Parmesani Lunetta, San Salvatore che adesso raggiunge il bonus. A segno il primo tentativo di Parmesani, appena un punto per il San Salvatore nel secondo quarto. Davvero clamoroso il rendimento negativo di un San Salvatore che deve stare agganciato a questa partita. Meno 13. Attenzione all'accorte che si butta dentro, scarica per Ridolfi, tripla dall'angolo di Giulia Ridolfi, è un gol autentico questo per il San Salvatore. Vediamo se Ridolfi riuscirà a sbloccarsi. Ada De Pasquale adesso il cambio difensivo urlato proprio da Ridolfi a De Pasquale che aveva dormito sulla primo movimento dell'attacco. Norma Rizzi dentro, profonda in post basso da Zagni contro Giulia Ridolfi, palla recuperata dal San Salvatore. Eccole dunque due cose positive di Ridolfi che deve prendere un pochino in mano questa squadra. Adesso 25-35 il punteggio, ultimi 57 secondi di questo primo tempo. La corte in campo con De Pasquale, Ridolfi, Manfrè e Palmas per quest'ultimo minuto scarso di partita. De Pasquale dentro nel pitturato per Manfrè che appoggia dentro, grande esecuzione dell'attacco. Ci prova adesso il San Salvatore a rosicchiare qualcosa in chiusura di primo tempo. Ora la Tecmar deve far passare anche i secondi, giocare un po' col cronometro per evitare di dilapidare del tutto questo vantaggio. Grandissima azione di una Norma Rizzi assolutamente incontenibile, si butta dentro, appoggia al vetro, segna e subisce il fallo, rimane anche a terra dolorante al volto, probabilmente una botta al setto nasale per lei. Sembra comunque tutto ok per Norma Rizzi, non c'è bisogno dell'ingresso dei sanitari, un po' di dolore per lei ma potrà tirare il suo libero che si è guadagnato con una gran penetrazione, la numero 17. Gioco da 3 punti, vediamo se lo concretizzerà Crema che ha ancora 3 falli da spendere e dunque potrà impedire al San Salvatore di andare al tiro sostanzialmente in questi ultimi 30 secondi. 38-27 vantaggio Tecmar, palla gestita dalla corte, esce dai blocchi De Pasquale che va a buttarsi dentro appoggiando il layup, l'errore, il fallo sui 2 tiri e coach Visconti è ovviamente molto arrabbiato con le sue ragazze perché dice abbiamo 3 falli da spendere e le facciamo andare al tiro. E questo è un errore abbastanza grossolano da parte della difesa che lascia dunque 2 liberi ad Ada De Pasquale a cronometro fermo. Ada De Pasquale che segna il primo tiro libero. 4 falli di squadra per la Tecmar, mentre San Salvatore che è in bonus. 38-29 adesso il punteggio a 22 secondi 9 decimi alla fine di questo primo tempo. Rimanda in campo Giulia Bona, coach Visconti, mentre chiama fuori Cerri e Norma Rizzi a guidare questo attacco. Vediamo Norma Rizzi con una delle sue classiche scorribande, stavolta si arresta e va a giocare poi per il consegnato da Mandelli. La tripla di Weinberga, fa malissimo questa tripla al San Salvatore, canestro da 2, piede sul perimetro. 40-29 per Weinberga. Palmas sulla sirena, butta per aria questa preghiera, per poco non trova il canestro miracoloso. Finisce il primo tempo qui a Selargius, Tecmar Crema in controllo, avanti 40-29 grazie a un straordinario secondo periodo. San Salvatore che solo nel finale ha provato ed è riuscito in qualche modo a trovare dei canestri con Giulia Ridolfi, Ada De Pasquale e Giorgia Manfrè, ma la salita è davvero impegnativa per le giallonere. Noi ci fermiamo per qualche minuto, torneremo ovviamente in diretta per raccontarvi il secondo tempo di un davvero bel match qui da Selargius, il match tra Tecmar Crema e San Salvatore. A tra poco. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Si torna in campo, ultimi secondi di riposo, di intervallo lungo a Selargius. Sta per cominciare il secondo tempo della sfida tra San Salvatore e Tecmar Crema, che ha chiuso in vantaggio 40-29 il primo tempo grazie a un secondo periodo assolutamente dominato dai lombardi, che adesso ritornano dunque in campo con Norma Rizzi assieme a Caccialanza, Zagni, Bona e Weinberger. Risponde il San Salvatore con Lacorte, Ridolfi, Lussu, De Pasquale e Manfred. Palla contesa alla freccia, dice il San Salvatore, e dunque palla recuperata con questa prima difesa dalle Selargine, ricordiamo oggi prive di Ana Ljubenovic, impegnata con la nazionale slovena, un'assenza non pesante, pesantissima per le sarde. Lo abbiamo visto nel secondo periodo, soprattutto lo stiamo vedendo per il deficit di personalità e esperienza e tanto altro che è in campo. Ma insomma San Salvatore che vuole rimanere attaccato a questa partita, vuole subito provare a rimontare con un buon inizio di terzo periodo, ma la Tecmar è squadra davvero di alto profilo e sta dimostrando di poter venire qua in Sardegna a prendersi i 2 punti. San Salvatore, che ricordiamo deve riscattare la sconfitta di Vicenza, mentre Crema deve provare a dar seguito al successo contro Pordenone. Ancora una lotta a rimbalzo come in precedenza sotto l'altro canestro, stavolta la freccia ovviamente, il possesso alternato premiano Crema, e quindi dopo lo 0-2 ai liberi di Giorgia Manfred che permette alla Crema di rimanere sul più 11, 40-29, il possesso è lombardo. Da asciugare il pitturato sotto il canestro cremasco, e dunque noi diamo anche uno sguardo alle cifre del primo tempo, con San Salvatore che paga un rendimento dal tiro pesante davvero deficitario, 2 su 12 totale, 17%, con un canestro da 3 in avvio di partita con De Pasquale, 1 nel finale di primo tempo con Ridolfi. Per il resto soltanto errori dall'arco per il San Salvatore. Non ha fatto molto di meglio Crema, che però nel secondo periodo ha messo dentro tutte e 3 le triple della sua partita fin qui, 3 su 11 il computo totale, 27%. Lotta a rimbalzo che sta decidendo tantissimo di questa sfida, 23 le carambole prese dalla Tecmar contro le sole 17 del San Salvatore. Attenzione a De Pasquale, si butta dentro, trova un passaggio un po' fortuito per Manfred, che deve tirare in fretta e furia dalla media, canestro complicato che infatti non arriva. La palla gestita adesso da Caccialanza, il ribaltamento per Bona, si prende una tripla Bona dal centro. Questa è una tripla che il San Salvatore vuole chiaramente sempre concedere a Giulia Bona, una tripla ovviamente che non è nelle sue corde. Attenzione a Ridolfi in punta contro Cecilia Zagni, Lussu, il taglio di Lacorte che va a appoggiare, canestro molto lontano in questo frangente, infatti Lacorte lo sfiora soltanto. Lussu poi va a commettere fallo su Norma Rizzi, lanciata ancora una volta a tutta velocità verso il canestro selargino. C'è il fallo ai danni della numero 17, che andrà dunque in lunetta con 2 tiri liberi. Per il momento non si segna in questo secondo tempo, 8:27 per chiudere il terzo periodo. La Corte chiede un intervento da parte degli arbitri, facendo il segno e indicando anche la botta presa al volto. Gli arbitri chiaramente hanno deciso diversamente ed è 1 su 2 per Norma Rizzi ai liberi. Attenzione alla Corte, fatica a superare la metà campo, non c'è intervento degli arbitri. Attenzione a Anna Lussu contro la stessa Norma Rizzi. La Corte va a lasciare campo sul lato destro alla sua numero 6 Manfred, non c'è ricezione per Ridolfi. La Corte buttandosi dentro contro Weinberg, ancora un tiro difficilissimo per il San Salvatore, poi
il rimbalzo di Manfred che va a segnare il punto numero 31. Dorme in questo caso al rimbalzo la squadra di Visconti, si arresta e trova un gran canestro Paola Caccialanza. Grande esecuzione della numero 11 a spegnere subito gli entusiasmi del San Salvatore. Ridolfi adesso dentro l'area, poi ne esce per l'impostazione dell'attacco da parte di Michela Lacorte e Lussu fuori per De Pasquale contro Caccialanza. 6 secondi per andare al tiro. De Pasquale va da Ridolfi che prova questa tripla in precario equilibrio e senza ritmo. Il rimbalzo controllato da Weinberga, da Caccialanza, una tripla importante a segno, tripla di Caccialanza e più 15. Tecmar Crema che adesso allunga in maniera decisa. Manfred, ricezione profondissima, il fallo ai suoi danni, sarà rimessa per lei, anzi no, vengono concessi 2 tiri liberi. Considerate l'azione di tiro, in questo caso la scorrettezza ai danni di Manfred che stava ricevendo da Ridolfi. Sbaglia il primo Manfred, adesso scendono anche le percentuali ai liberi del San Salvatore. 1 su 2 di Manfred, liberi nel primo tempo. Il San Salvatore ha tirato 5 su 6, 7 su 9 invece tirati dalla Tecmar che gioca adesso con Norma Rizzi. Perde palla stavolta la Tecmar, allora Ridolfi corre contro Norma Rizzi, virata per lei, è andata a cercare il fallo perché ha visto la strada letteralmente sbarrata da Bona e proprio da Rizzi. Il fallo su Ridolfi, conciliabolo tra la numero 13 e Giorgia Manfred. Rimessa per il San Salvatore dopo il fallo e sono 3 i falli a carico della Tecmar, uno invece quello commesso finora dal San Salvatore. 6:40 per chiudere questo terzo periodo, 46-32 il punteggio e ancora Norma Rizzi a punire dalla distanza, dall'angolo stavolta, non cambia la sostanza. Norma Rizzi è assolutamente incontenibile e adesso sì che è fuga, e adesso sì che il Crema ha la partita in mano. 49-32 più 17 dall'angolo da De Pasquale con le mani in faccia, non arriva neanche al ferro. Il rimbalzo raccolto da Manfred che subisce fallo, almeno dentro l'area il San Salvatore ha un po' aggiustato le cose, sta lottando, sta conquistando rimbalzi e subendo falli, ma insomma il tabellone non si muove come invece per la Tecmar che continua a punire dalla distanza. 2 triple in rapida successione per Norma Rizzi, autentica dominatrice di questo pomeriggio a Selargius. E allora per le ragazze di Staico adesso l'obiettivo deve essere quello di continuare a giocare possesso su possesso, un po' provare a rosicchiare lo svantaggio. Guardare ora al sorpasso è quantomeno utopistico. Ci sta provando alla grande Giorgia Manfred, solita lottatrice, si butta dentro, subisce il fallo. Rotazioni molto corte per Staico che infatti non può granché attingere dalla sua panchina e deve rimanere col quintetto che vede appunto Lacorte, Lussu, De Pasquale, Manfred e Ridolfi, mentre invece Visconti può spaziare tantissimo girandosi verso la sua panchina con adesso in campo Cerri assieme a Weinberga, Rizzi, Zagni e Caccialanza. Lo scarico fuori per Lacorte, pensa alla tripla, poi decide di provare ad attaccare dal palleggio, si arresta sulla linea del tiro libero, trova un bel canestro. 49-35, ottima esecuzione qui di Michela Lacorte. Fallo in attacco adesso su Anna Lussu che difende bene, arriva il fallo offensivo fischiato probabilmente a Cerri. Quarto fallo e infatti Cerri esce dal campo, dentro Mandelli. Quarto fallo per lei che esce per un po' dalla partita, non è d'accordo con questa decisione, si lamenta con lo staff in panchina, con le compagne, ma insomma deve uscire dal match. De Pasquale, campo adesso c'è
Weinberga contro Ridolfi, in conclusione di Ridolfi, gran canestro di Giulia Ridolfi, mini parzialino con Manfrè che va adesso a incitare il pubblico. C'è bisogno chiaramente per il San Salvatore anche del fattore campo, c'è bisogno di alzare un pochino il livello della contesa. Si butta dentro, sbaglia Norma Rizzi, ora il San Salvatore deve spingere in transizione con la Corte, si arresta sulla linea della Carità, poi De Pasquale va dalla Corte dentro per Manfrè, si arresta, rischia l'infrazione di passi, poi alza un gran canestro ancora di Manfrè, 6-0 di parziale, 39-49, meno 10. San Salvatore ora al massimo sforzo per rientrare in partita, 4:35 alla fine di questo terzo periodo. Deve ragionare ora la Tecmar, la palla gestita da Mandelli, Weinberga cade a terra Zagni, ma c'è il canestro di Weinberga, esecuzione pulitissima qui di Eva Weinberga che a sprazzi sta dando saggio di tutto il suo talento. Ancora una ricezione profonda di Giorgia Manfrè, adesso l'attacco del San Salvatore sta eseguendo molto bene, ora c'è bisogno della difesa chiaramente per la truppa di Fabrizio Staico. Prova a dare pressione Ridolfi contro Weinberga, momento della partita direi decisivo perché il San Salvatore deve provare a rientrare in questo momento, mentre la Tecmar chiaramente deve cercare di far passare la tempesta o comunque la foga delle Selargine che stanno dando tutto in questo momento e provano a rosicchiare lo svantaggio. Meno 10, 41-51 dice il tabellone, si era arrivati anche sul meno 17 per quanto riguarda le sarde. Attenzione a Mandelli che va a spezzare il raddoppio, subisce il fallo di Ridolfi che viene dunque fermata in fallo dagli arbitri. Fallo di Ridolfi e il fallo numero 4 di Giulia Ridolfi. Questa è chiaramente una notizia molto molto negativa, ma insomma è frutto anche del fatto che mancando Ljubenovic, Ridolfi e Manfrè hanno dovuto fare gli straordinari in attacco e in difesa, questo con un dispendio di falli e di energie non da poco. Lo sapevano bene in casa Selargina sin dalla pregara e l'andamento della partita non sta smentendo questo aspetto. Anna Lussu va dalla Corte, c'è adesso Cavallini al posto di Ridolfi. Chiaramente Staico deve provare a gestire il più possibile la sua numero 13 e tenerla per il momento più importante, momento però fondamentale è anche quello che stiamo vivendo a 3:25 dalla fine del terzo periodo. Attenzione alla tripla di Caccialanza e da 3 la Tecmar sta letteralmente ammazzando il San Salvatore. In precedenza era stata Norma Rizzi, adesso è la numero 11 Paola Caccialanza. Anna Lussu va da Manfrè, ricezione, conclusione rapida, palla che sovrasta, sorvola il ferro. Ancora Caccialanza per dare una mazzata tremenda al San Salvatore, 57-41 e in un amen con 2 triple di Paola Caccialanza. La Tecmar rimette le cose in chiaro, rimette la partita al sicuro. De Pasquale da 3 per provare a reagire in lunga, il rimbalzo di una indomita Anna Lussu, palla fuori per Manfrè, il tiro è difficile, infatti è sbagliato, il rimbalzo è controllato da Mandelli che va ancora da Caccialanza, stavolta si butta dentro contro De Pasquale, prende la linea di fondo, lo scarico è letto molto bene ancora da una Anna Lussu, davvero davvero tutto cuore. Va a sinistra Anna Lussu contro Norma Rizzi, Anna Lussu prova a buttarsi dentro, lo scarico fuori per la Corte contro Mandelli, ancora la Corte, esce in difesa Caccialanza, propizia il recupero di Mandelli contro la Corte che ruba palla, poi però ha un piede sulla linea di fondo, palla persa o comunque palla non recuperata dal San Salvatore. Time out in campo, 2 minuti 2 secondi alla fine del terzo periodo, intensità davvero alle stelle. San Salvatore che dopo essere rientrato parzialmente sul meno 10 ha subito 2 triple mortifere di Caccialanza. Il punteggio dice Crema 57, San Salvatore Selargius 41. Un po' di pausa per noi, torniamo subito in diretta. L'applauso del pubblico di Via Vienna per il San Salvatore, chiaramente prova a incitare le ragazze di Staico che dopo averci creduto, insomma dopo aver visto la Tecmar rientrare o meglio aver visto la Tecmar diciamo a 10 punti di distanza, si sono ritrovate adesso di nuovo a meno 16 con 2 triple di Caccialanza. Arriva in uscita dal time out, una grande azione qua di Mandelli
che va ad appoggiare 2 punti, a subire anche il fallo. Altro gioco da 3 punti. Tekmar ora in totale controllo, può andare, potrebbe andare, non lo fa perché sbaglia Mandelli, ma insomma è adesso sul più 18, massimo vantaggio Crema, 59-41. La palla gestita adesso da Giuditta Cavallini, prende posizione dentro l'area Manfred, De Pasquale fuori da Anna Lussu, attacco molto complicato, 8 secondi e non è iniziato ancora praticamente nulla. Il fallo in attacco del San Salvatore, rientra in campo Laura Palmas. Al posto di una stanca Anna Lussu c'è il quarto fallo fischiato a Giorgia Manfred. Manfred e Ridolfi entrambe gravate di 4 falli, 18 punti da recuperare. Direi che la partita per il momento è andata per il San Salvatore. Adesso l'obiettivo è davvero evitare un passivo eccessivamente pesante e soprattutto concludere con segnali positivi per proseguire il campionato. Weinberga per dare il colpo del KO da 3 punti, non va a segno la numero 10, allora adesso è la numero 10 giallonera, Michela Raccorte a gestire, sale dai blocchi Laura Palmas, Manfred a portare questo blocco per Ada De Pasquale che va poi a tirare una mattonata che non trova neanche il ferro, si infrange sul tabellone, il rimbalzo controllato da Camilla Conti. Adesso la Tekmar gioca chiaramente con grande serenità. La palla viene gestita dalla numero 5, ricezione per Caccialanza, non ci pensa su 2 volte, d'altronde da 3 hanno fatto letteralmente sfracelli le ragazze lombarde, stavolta sbaglia qui la numero 11, allora ancora la Corte a buttarsi dentro, alzare questo tiro mancino che non trova la retina, la lotta al rimbalzo e la rimessa che è del San Salvatore. Esce dal campo Cecilia Zagni, ritorna in campo Francesca Parmesani che nel primo tempo era stata importante soprattutto nella finale di secondo quarto. Gira sul perno Manfred, chiusa, raddoppiata da Weinberga e Caccialanza. Manfred però lotta, alza ancora la palla tenendola in campo, però è preda della difesa, non riesce dunque Manfred a gestire questo possesso. Allora ancora Conti contro Palmas che prova a dare pressione, il blocco portato da Parmesani che poi rolla dentro e va a ricevere in un secondo momento nell'angolo, vorrebbe ricevere in realtà perché Weinberga si butta dentro e scarica, ma la ricezione è molto complicata e infatti non arriva per la numero 12. La Corte è la rimessa, viene aggredita da Conti che infatti tocca la palla e la manda sul fondo. 3 secondi per chiudere questo terzo periodo. Ada De Pasquale indugia nel palleggio, finisce anche questo terzo periodo 59-41, vantaggio di grande sicurezza per la Tekmar Crema in casa del San Salvatore. Qualche istante di pausa, poi saranno gli ultimi 10 minuti qui sul parquet di Via Vienna, ve li racconteremo ovviamente in diretta su directasport.it. Si torna in campo per gli ultimi 10 minuti di San Salvatore Serargius Tekmar Crema, campionato di Serie A2 Girone A. Vediamo i quintetti scelti da Visconti e Staico. Crema in campo con Mandelli, Conti, Parmesani, Weinberga e Cerri che ha 4 falli ce li ha anche Manfred nel San Salvatore che è in quintetto assieme a Giuditta Cavallini, Laura Palmas, Ada De Pasquale e Michela La Corte. Rimane in panchina Giulia Ridolfi, anche per lei 4 falli, Parmesani ad attaccare De Pasquale, il fallo in aiuto di Laura Palmas, anzi no, il fallo viene fischiato ad Ada De Pasquale, sembrava essere stato invece di Laura Palmas che aveva allungato il braccio. Secondo fallo per la numero 5 giallonera e dunque possesso ancora della Tekmar con Mandelli. Parmesani va da Weinberga contro Manfred, si arresta dal perimetro, la tripla è lunga, palla che poi danza sulla montante e ovviamente la palla aveva toccato il ferro, quindi il cronometro andava chiaramente riciclato. Giustamente protestano dalla panchina cremasca, palla che aveva
toccato il ferro, poi ha danzato sulla parte superiore del tabellone, cronometro che invece è scaduto, è suonata la sirena, il possesso è ancora necessariamente della Tecmar. Momento di dialogo chiaramente tra tavolo e arbitri, decisione ovvia in questo frangente, momento di defiance al tavolo alla gestione del cronometro e si riparte con 14 secondi sul cronometro dell'attacco cremasco. Weinberga contro Laura Palmas, infrazione di passi in partenza per Eva Weinberga. Stavolta si arriva alla palla recuperata dalla San Salvatore. 9:21 alla fine di questa partita, Crema avanti 59-41. Insomma, questi ultimi 10 minuti, l'abbiamo detto in precedenza, devono servire a Crema chiaramente per portare a casa 2 punti importantissimi per continuare la striscia positiva e rimanere nei piani alti della classifica, al San Salvatore per avere invece comunque una chiusura dignitosa e portarsi a casa nella settimana di lavoro delle notizie positive, delle indicazioni positive utili a riprendere il filo del discorso interrotto per quanto riguarda le vittorie a Vicenza. Ricordiamo San Salvatore che aveva esordito con una sconfitta piena di rammarico a Milano e poi 4 vittorie consecutive, e quindi la sconfitta di Vicenza è quella che sta maturando oggi contro Crema. Momento di confusione adesso sotto il canestro cremasco, c'è la palla che viene poi conquistata dalle bianco-blu, transizione che trova impreparata la difesa selargina. Weinberga va ad appoggiare il +20, Crema 61-41, ancora Weinberga a scippare sul passaggio e va il +22, 63-41. Adesso San Salvatore che ha mollato, deve però deve evitare di prendere l'imbarcata. Ricordiamo ha chiuso a -30 una settimana fa proprio con un ottimo primo periodo, poi con la progressiva abbandono insomma della contesa fino a chiudere con un 62-32 che in questa settimana ha sicuramente fatto molto male. L'ho detto anche nel pregare a Pat Marcello, chiederemo chiaramente una disamina anche a Fabrizio Staico. Non bisogna dimenticare ovviamente l'assenza di Ana Ljubenovic, che è un punto decisivo per le sorti del San Salvatore. San Salvatore che comunque deve fare chiaramente un altro campionato. Adesso c'è passi di Mandelli che si è fatto un po' ingolosire, ha dimenticato di dover anche palleggiare, invece è andata a puntare il canestro e commette infrazione di passi e perde dunque palla. Insomma, poco male per Crema. Dicevamo San Salvatore che deve fare il suo campionato chiaramente puntato alla conquista della salvezza, non è contro questo tipo di avversari che deve ottenere i suoi punti, chiaramente contro con una giocatrice come Ljubenovic in campo avrebbe potuto dare più fastidio a Crema, come ha dimostrato di poter fare nei primi 10 minuti. Ma insomma Crema rimane un gradino sopra il San Salvatore, lo abbiamo visto soprattutto dalla lunghezza delle rotazioni, la presenza di giocatrici tutte insieme come Cerri, Weinberga, Caccialanza e Norma Rizzi, che sono sicuramente di livello superiore alle giallonere. Adesso l'attacco di Crema dorme abbastanza, altra transizione sciupata per infrazione di passi, ci sta anche che l'intensità sia calata, e San Salvatore che ha un'altra palla per provare a rosicchiare un po' di terreno. Di nuovo in campo Ridolfi al posto di Ada De Pasquale, c'è Palmas con Cavallini e la corte, proprio la corte in possesso, si apre nel lato Ridolfi. Buona la ricezione profonda di Manfred che appoggia al vetro il -20, 63-43. Camilla Conti consegnato per Mandelli, arresto dalla linea del tiro libero, il tiro però è storto e allora Ridolfi a controllare questo rimbalzo, si butta in campo aperto, viene
fermata ancora la corte, se ne va Manfred, sale Palmas, riceve Palmas, pensa alla tripla ma non ha assolutamente spazio per prendersela, ancora la palla per Palmas, ancora in post basso da una Manfred che sta giocando un'ottima partita, ultima a mollare Giorgia Manfred, brava anche nel aizzare un pochino il pubblico di casa, ma insomma oggi contro questa Tecmar c'è sicuramente poco da fare, ma San Salvatore che sta cercando di mettere in campo tutto ciò che ha l'orgoglio e la voglia di non mollare. Weinberga però dice non illudetevi, insomma arriva questo canestro del 65-45. Attenzione al tentativo da 3 di Ridolfi, anche sfortunata, dentro e fuori per lei. Non bene da 3 punti il San Salvatore, Ridolfi non è riuscita a rispondere a Weinberger in questo frangente. Parmesani dentro da Ceri, adesso giocano con grande leggerezza le ragazze di Visconti, extra pass di Mandelli per Parmesani, il tiro però esce male dalle mani di Parmesani, la corte va, la Palmas va dalla corte che però viene mangiata letteralmente da un'ottima Parmesani. Mandelli ancora perimetrale la circolazione, poi infrazione di metà campo della Tecmar, momento di pallacanestro molto molto brutto, time out in campo probabilmente, anzi no, sono cambi. Un attimo avevamo visto la chiamata di time out, entra in campo anche la giovanissima Francesca Mura, già per lei diverse esperienze con le nazionali giovanili, la numero 7. Dunque entra in campo, lo lascia invece Laura Palmas, Manfred va da Ridolfi, non c'è fallo, chiedono il fallo sia Manfred che Ridolfi, non c'è, però non è di questo avviso però il duo arbitrale, e dunque si entra negli ultimi 5 minuti di questa partita sul 65-45 in favore degli ospiti. Il fallo di Michela Laccorte che spinge, fallo che viene ravvisato dagli arbitri. È il secondo fallo di Michela Laccorte. Caccialanza va da Parmesani e sale Conti contro Manfred, il ribaltamento proprio per Caccialanza, sua con 2 triple, il colpo del KO al San Salvatore, 2 triple che dal più 10 hanno portato al più 16 la squadra di Visconti, 2 triple davvero mortifere per le ambizioni sarde. Michela Laccorte adesso va contro Conti, insiste nel palleggio, arriva il fallo di Conti e fallo numero 2 per la numero 5 del Crema. Francesca Mura alla rimessa, va da Ridolfi, non ci pensa su 2 volte, si prende il piazzato, la parabola però è troppo piatta, infatti la palla si arresta sul primo ferro e allora Conti a impostare questo attacco. Ricordiamo anche il cammino che dovranno intraprendere nelle prossime settimane queste 2 squadre. Crema che è attesa dalle sfida in trasferta ancora, quindi seconda trasferta consecutiva in casa di Vicenza, e poi arriverà in Lombardia a Broni, ci sarà il derby lombardo appunto contro Broni, e quindi trasferta in casa di Bolzano, mentre il San Salvatore giocherà proprio in casa di Broni la settimana prossima, quindi qua a Via Viena arriverà Fassi Albino, sarà una sfida molto importante in chiave salvezza, e quindi ancora una volta una sfida casalinga contro Pordenone. Tante note liete ovviamente per Crema di coach Luca Visconti, degli assistenti Daniela Adoldi e Paolo Scalfi, una Tecmar che sta facendo vedere di essere in un ottimo momento, lo aveva già dimostrato con la bella vittoria contro Pordenone, e chiaramente il successo in casa di Selargius, una trasferta che comunque era temuta, rafforzerà ulteriormente il sorriso. C'è il fallo adesso subito da Michela Laccorte che decide di mettersi in proprio e attaccare il ferro, sfiora anche il gioco da 3 punti, arriva però l'errore. C'è time out in campo sul 65-47 in favore della Tecmar Crema, 3 minuti e 20 secondi per chiudere la partita qui in Via Vienda.
un po' di pausa e poi di nuovo in diretta su direttasport.it. Michela Lacorte in lunetta, 3 minuti e 20 secondi dalla fine della partita, 65-49 il punteggio con il 2-2 della numero 10. Adesso Crema con Caccialanza assieme a Rizzi, Zagni, Parmesani e Bona, mentre San Salvatore con Lacorte, Mura, Cavallini, Manfredi, Ridolfi. Il fallo di Caccialanza su Francesca Mura. Giovanissima, prodotto del vivaio Selargino, uno dei talenti più promettenti del basket isolano. Francesca Mura, Ridolfi, proprio il taglio della numero 7 di casa, lo scarico per Manfredi che si prende questo piazzato dai 6 metri. Cavallini lotta al rimbalzo, lotta il San Salvatore, alla fine però la palla è della Tecmar con la gestione affidata a Norma Rizzi. Arriva puntuale e a tutta velocità Caccialanza contro Francesca Mura, davvero una partita che può insegnare tanto a Francesca Mura, questa in difesa su Caccialanza. Va in aiuto Mura e lascia proprio libera la stessa Caccialanza, la tripla però arriva dall'angolo da parte di Zagni che sbaglia, e allora Ridolfi sul lato destro, circolazione perimetrale per Lacorte, quindi proprio per Mura. Ridolfi mette palla per terra, va da Manfredi, un passaggio fin troppo scontato che Bona controlla con facilità e la palla allora viene gestita da Caccialanza. Il ribaltamento per Zagni, si va ancora da Rizzi, linea di fondo, lo scarico per la tripla di Parmesani, rimbalzone di Bona e poi ancora Rizzi fuori da Caccialanza, intensità che comunque non cala nonostante comunque ormai la partita sia andata 1:40 alla fine. Si butta dentro Norma Rizzi, il fallo commesso da Michela Lacorte che in aiuto sulla difesa di Manfredi interviene fallosamente. Rientrano in campo Weinberga mentre debutta nella parità Alice Donzelli. Gli applausi del clan cremasco per Parmesani e Zagni. Rientra in campo Ada De Pasquale al posto di Giuditta Cavallini. Ultimo minuto e 40 secondi di questa partita. Garbage time direbbero gli americani. Giulia Bona, qui forse c'è il fallo su di lei, protesta senza troppa convinzione. Comunque la numero 20 ospite, Lacorte a tutta velocità contro Weinberga, stoppatona di Eva Weinberga che qui ha fatto sentire tutto il suo peso a Michela Lacorte. Transizione di Caccialanza per Alice Donzelli che ha un piede sulla linea laterale, palla persa dalla Tecmar. 1 minuto e 20, rimanete chiaramente in diretta perché adesso col suono della sirena andremo a prendere ai nostri microfoni gli ospiti, i 2 allenatori, chiaramente anche magari qualche giocatrice, insomma chi vorrà fermarsi dopo questo match. Palla persa adesso dall'attacco Selargino, 1 minuto e 9 secondi alla fine del assegno Norma Rizzi per il 67esimo punto. Entriamo nell'ultimo minuto della partita, 67-49 dice il punteggio, nessuna squadra in bonus, ma insomma ormai davvero non c'è più nulla da dire. 2 punti che vanno a Crema che sale quindi a 10 punti, rimane a 8 il San Salvatore. 3 sconfitte in questo campionato, quella d'apertura contro il San Gamilano e quindi le 2 consecutive contro Vicenza e Crema che invece continua la sua striscia positiva e ha tanto ottimismo per un proseguo di campionato di alto profilo. Ada De Pasquale adesso si arresta dentro l'area, solita conclusione in transizione per Ada De Pasquale. Ultimi 15 secondi, vediamo se si giocherà quest'ultimo possesso. Direi che potrebbe arrivare anche lo stop
alle operazioni. Invece Francesca Mura vuole fino in fondo dare un segnale, insomma, di lotta, di voglia di combattere, e commette il fallo. Ultimi 6 secondi sul cronometro. Si chiude sul tiro di Caccialanza la partita, tiro che non va a segno, finisce 67-49 la partita tra San Salvatore e Tecmar Crema. Vittoria dunque ospite della Tecmar Crema qui per questa vittoria dunque della Tecmar, una vittoria molto importante per voi, una vittoria maturata con quella grandinata di triple, direi che è stata davvero decisiva, però nel complesso avete davvero gestito alla grande questo match. Sì, devo dire che è una partita che ci aspettavamo difficoltosa. Al padrone di casa mancava Ljubenovic, come sappiamo tutto. Noi 2 giorni fa abbiamo avuto la defezione della nostra miglior marcatrice, che è Federica Iannucci, che per problemi personali ha dovuto dare defezione alla squadra e si è accasata un po' più vicino a casa sua, e quindi entrambi siamo arrivati con una squadra diversa con cui abbiamo giocato finora. Devo dire che siamo partiti un po' agitati, come se giocassimo l'ultimo quarto i primi 10 minuti e non viceversa, ma quando siamo riusciti a essere un po' più tranquilli, a fare circolazione palla, che è il nostro segreto, e quindi a trovare le giocatrici giuste nei posti giusti, devo dire che abbiamo avuto uno strappo, e quando c'è stato il momento di gestire sono state brave. Una vittoria che vi permette di continuare la striscia positiva, di proseguire il vostro campionato di alto livello. Oggi abbiamo visto una squadra che come dimensione può avere sicuramente ambizioni importanti. Sì, la nostra 4ª vittoria consecutiva. Adesso abbiamo 2 partite importanti di fila, Vicenza e Broni, che sono le 2 più forti di questo girone, e che ci diranno un po' di che pasta siamo fatti. Siamo una squadra che se gioca insieme di squadra riesce a fare veramente la differenza. Ognuna in momenti particolari della partita, in partite diverse, ha dato il suo tassello, e questa è un po' la nostra forza. Se riusciamo a supplire all'individualità con una coesione e una coralità di squadra, siamo sì una squadra che forse può aspirare a qualcosa di alto. Allora, grazie a Luca Visconti, complimenti per quello che hanno fatto oggi e che stanno facendo e che probabilmente faranno, visto quello che abbiamo visto oggi. Lo ringrazio. Grazie, e gli auguro un buon rientro a casa. Allora, l'assenza di Ljubenovic chiaramente è inutile sottolinearlo, pesa in maniera importante, però cosa ti porti di positivo da questo pomeriggio? Ma di positivo, le ragazze hanno vinto la partita, questo qui è un messaggio chiaro, l'hanno vinta sotto tutti i punti di vista, l'hanno vinta in settimana, ok, perché cosa vuol dire l'hanno vinta in settimana? Perché comunque sia l'assenza in un campionato di A2, avete visto che ci sono state tante partite rinviate, tante assenze, perché comunque sia nella sportività comunque ci sta il fatto che una partita venga rinviata. Noi abbiamo reputato che questa partita andasse affrontata con l'approccio giusto, l'approccio delle ragazze è stato eccezionale. Mi aspettavo sinceramente, cioè l'ammarico del fatto che comunque questa partita mi sarebbe piaciuta giocarla con Ana, questo senza dubbio, perché il divario tra noi e loro non è questo, e il Crema senz'altro ne ha saputo ben approfittare dell'assenza di Ana Ljubenovic sotto tutti i punti di vista organizzativi e anche in campo. Visconti a parziale o completa discolpa di questo aspetto che sottolinea, ha detto noi abbiamo perso Iannucci, che era un'altra nostra miglior giocatrice, quindi sì, ha ragione, però la straniera ce l'avevano in campo. E allora, al di là di questo aspetto che lasciamo quei puntini di sospensione, ti chiedo, insomma... Noi siamo schiranzati, comunque noi allenatori pretendiamo sempre di aver tutto. Io con Visconti ci mancherebbe altro. Visconti è l'allenatore del Crema, io sono l'allenatore del San Salvatore, quindi ognuno porta l'acqua nel proprio mulino, però a prescindere da tutto, al di là di Crema, si parla tanto di miglioriamo questi aspetti per creare movimento e robe varie. Ci sono un sacco di persone che parlano, poi alla fin fine, quando bisogna essere pratici, come ad esempio prendersi le responsabilità di una situazione di questo tipo, perché comunque è bello che San Salvatore abbia una giocatrice in una nazionale slovena, questo è un fattore positivo, quindi noi oggi doveva essere
un giorno di festa, non doveva essere un giorno, è ugualmente un giorno di festa, ci mancherebbe altro. Ho fatto una premessa, noi oggi abbiamo vinto la partita, non l'abbiamo persa. Senti, parlando invece della reazione, insomma, parlando anche di quello che è stato una settimana fa, come è stata, insomma, una settimana fa una parità negativa contro un avversario comunque molto forte, come state e come guardate al futuro, visto che comunque adesso iniziano ad arrivare anche avversari di un certo tipo? No, vabbè, gli avversari di un certo tipo sono già in parte arrivati, anche Crema è una squadra di tutto rispetto, la testimonianza è stata oggi, l'abbiamo giocata, con Vicenza purtroppo non c'è stato il sapore cioè non è stata giocata sotto tutti gli aspetti mentali, fisici, di un periodo senz'altro di non gran forma, perché ho due giocatrici importanti che non stanno bene, basta vedere gli scout nella media di un anno all'uso e guardare gli ultimi due scout. Si nota che però è stata grande perché comunque sia riesce a stare in campo e riesce a dare qualcosa alle compagne. Quando arriverà il momento che anche lei è in grado di dare qualcosa anche a un punteggio, le cose cambiano, ci sono altre defezioni, come una settimana ti manca una giocatrice, a prescindere da quello che sia è difficile allenarsi in una realtà come la nostra, perché comunque non è che abbiamo chissà quante giocatrici, tutto è strutturato per far sì che tutto sia a posto. Quando non è a posto nelle nostre realtà, come presumo anche in altre, diventa difficile allenarsi, però niente, il bilancio è assolutamente positivo. Visto che per chiudere, prima di salutarti, visto che hai nominato una singola come Anna Lusso, ti chiedo di un'altra ragazza, Giulia Ridolfi, cifre e tabellini, insomma, secondo me, insomma, secondo molti non in linea con quello che ci si aspetterebbe. Come sta, cosa sta succedendo? Oggi abbiamo visto che insomma lei è un po' rincuorata, un po' bacchettata, come è giusto che sia. No, io penso che Giulia è una bella domanda, che Giulia abbia tanto da dimostrare. Il brutto di queste giocatrici che gli si vede tanto, però non si manifesta. Ci sono sempre quelle giornate in cui, perché è capitato che lei abbia fatto anche belle partite, anche a Carrugate lei è stata decisiva. Su queste giocatrici che non vivono di tante certezze, cioè devono capire che il giorno dopo è un giorno ancora più importante, perché è il giorno della riconferma, altrimenti si può attribuire quell'evento come un fatto occasionale nella media. Quindi oggi Giulia Ridolfi ha fatto qualcosa di importante, penso che abbia fatto qualcosa in più rispetto alla media. Adesso dobbiamo vedere se Giulia Ridolfi contro Broni parte da questa base per fare meglio o parte da questa base per fare peggio. Ok? Un bel pungolo da parte di Fabrizio Staico, che ringrazio, ovviamente lo saluto, chiaramente lo ritroveremo su directasport.it e su sardegnasport.com. Io vado a chiudere questa telecronaca diretta di questo match del campionato di Serie 2 di basket femminile, la vittoria del Tecmar Crema per 67-49 in casa di un San Salvatore Selargius, che incassa la seconda sconfitta consecutiva, la terza in campionato, pagando chiaramente l'assenza della sua giocatrice principale Ana Ljuvenovic. È davvero tutto per questo pomeriggio da Selargius, rimanete con noi e con sardegnasport.com per tutti i contenuti dello sport dei sardi e della Sardegna. L'augurio di una piacevole serata e alla prossima. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport